Eder. Mech. Pallister. Liliana quella mattina aveva aggiornato il calendario come faceva ogni giorno. Poi ha apparecchiato la tavola, preparato il caffè e la colazione abbondante che eravamo soliti consumare. Aveva suonato uno dei suoi campanellini. Era il suo modo per avvisarmi che era pronto e che mi dovevo affrettare per trovare il caffè caldo. La nostra casa era il nostro nido d'amore, Lilly la mia donna di cuori. Lei dormiva sul lato destro del letto. Il suo cuscino è lì, intonso, sopra le babbucce di lana che usava per scaldarsi i piedi. Quando entro in casa sento un vuoto angosciante. Io l'aspetto ancora. Sogno ancora di vederla tornare. Lei è qui con me. Ci siamo conosciuti a una mostra a Gorizia. L'avevo notata subito. Lei era lì con delle amiche. E tornando a casa qualcosa del suo sguardo mi era rimasto dentro. A una successiva mostra è tornata. E da lì è iniziata la nostra storia d'amore. Un grande amore. Nel 2005, appena ottenuto il divorzio dal mio matrimonio precedente, l'ho abbracciata e le ho detto: vai in comune, scegli la prima data utile che ci sposiamo. Sono andato a chiederla in sposa anche alla madre, e il 30 luglio di quell'anno ci siamo promessi amore eterno. Ci siamo detti sì nella sala matrimoni del municipio, lei con un semplice vestito azzurro sotto una giacca bianca, e con un bouquet di rose bianche tra le mani. Io con un completo in lino grigio chiaro. Da sposati siamo andati a vivere in via di Roiano. Una decina di anni fa ci siamo trasferiti a San Giovanni. Le nostre pareti della camera da letto sono tappezzate di fotografie, e la casa è zeppa di ricordi. Non c'è un angolo senza un animaletto in ceramica, piuttosto che un sasso raccolto sulle sponde di un fiume, un angioletto o una scatoletta. E cuori in stoffa, in vetro, in ceramica con i nostri nomi impressi sopra, disseminati ovunque. Amava ascoltare le canzoni di Morandi e Celentano, la musica anni 70 in generale, e adorava i film di Harry Potter. Tra i suoi libri ci sono guide dedicate alla corsa e altri ai canarini. Nei primi anni di matrimonio ne aveva diversi, gialli e arancioni. Non le piaceva stare ai fornelli, cucinavo quasi sempre io. Lei adorava i cevapcici e la pizza. In questa bustina di velluto dentro ci sono la fede di Lilly, quella della madre, altri anellini, 2 collaline e un orologio. Li ho trovati dopo quasi un mese dalla sua scomparsa, perché io prima non ho mai voluto mettere le mani nei cassetti di Lilly. E questi soldi, 2.400 euro, contanti che Lilly teneva in casa, non li ho toccati e ho deciso di creare 3 piccole borse di studio da donare a 3 studenti bisognosi. Tutto, la mia Lilly si prendeva cura di me, con amore, mi preparava le medicine, mi misurava la pressione, e proprio ieri pensavo a quando la notte mi avvicinavo a lei, per sentire il suo calore, il suo profumo, che mi trasferivano serenità, tranquillità, amore. Questa è la nostra casa, lei ha voluto renderla così meravigliosa, ed qui che voglio continuare a vivere. E lei, così, sarà sempre vicino a me. Per uccidersi ci vuole coraggio. E Liliana questo coraggio non lo aveva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.